Va ora in onda Friuli in Gol. La regione, dal Ballon. Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Zanutta, una casa da vivere sempre di più. Ben ritrovati, eccoci con il calcio regionale Friuli in Gol su Radio Gioconda. In studio Franco Poiana, Danny Toro in regia. Nella serata di martedì 19 settembre è andata in scena presso lo stadio di Remanzacco la presentazione dell'Aurora Buonacquisto, un momento di convivialità tra giocatori, dirigenza e simpatizzanti, organizzata in maniera semplice ma altresì molto familiare. Ha inizialmente preso la parola il presidente Simone De Rosa, il direttore sportivo Daniele Puddu e il dirigente storico Patrizio Mazzolini. Ma sentiamo il contributo realizzato a Remanzacco. Friuli in Gol. La triade dell'Aurora Remanzacco non molla, tiene botto dopo le vicissitudini estive. Iniziamo con Simone De Rosa. Presentazione in scioltezza, ci è piaciuta questa parola? Sicuramente in scioltezza, come la decisione che abbiamo preso. Vogliamo ripartire dalle basi, vogliamo essere umili come siamo sempre stati e speriamo di far bene e ricreare quello che era l'Aurora una volta. Le novità di quest'anno sono i tanti giovani che abbiamo cresciuto nel nostro settore giovanile, grazie a Daniele Puddu che seguiva il settore giovanile, e li abbiamo riportati a casa. Sappiamo che abbiamo rinunciato per 2 anni ai juniores e abbiamo dato i nostri ragazzi in prestito in categoria proprio per prepararli, e adesso raccogliamo i nostri frutti. Ora la parola a Daniele Puddu. I giocatori passano, la società rimane, i dirigenti vedo sono sempre presenti, quelli che non mollano. Sempre gli stessi e continuiamo ad andare avanti. Come ha detto il presidente, abbiamo fatto questa decisione di ripartire dalla seconda categoria. Io sono contento perché ho riportato a casa tutti i giovani che sono in giro, sono stati in giro nelle categorie, non nei junior di qualche altra società. Andiamo avanti e abbiamo fatto le prime 2 partite ufficiali, quella in Coppa e quella in campionato, abbiamo fatto molto bene. Vogliamo passare anche il turno della Coppa, quindi vogliamo fare bene anche il campionato e speriamo bene. Si spera bene, il presidente ha detto una presentazione in scioltezza, ma anche la squadra, mi sembra di capire, va in scioltezza. Anche la squadra va in scioltezza, presentazione in scioltezza perché abbiamo deciso così, senza fare grandi cose come numerini, abbiamo fatto una cosa ecco, nella nostra famiglia, siamo rimasti nella nostra famiglia, fra di noi. Abbiamo chiamato te Franco perché per noi sei una persona importante che ci dà sempre il supporto e basta, nient'altro. Andiamo avanti come ti ho detto e speriamo di fare non bene, di più. Noi ringraziamo Daniele Puddu, il direttore sportivo dell'Aurora Remanzacco. Dopo il presidente e il direttore sportivo, la parola a Patrizio Mazzolini, che è la storia dell'Aurora, perché sei da quanti anni qua? 46, sei la storia, ne hai viste di cotte e di crude anche quest'ultima, però la voglia di ripartire è tanta, no Patrizio? La voglia te la danno i ragazzi quando fanno allenamento, li vedi, si impegnano e quindi questo è fondamentale, stanno bene assieme, questo è importante per noi. Cercare di ridare alla società un giusto equilibrio, purtroppo siamo ripartiti così, ma non c'era altra scelta. L'importante è ripartire, perché certe realtà ben più blasonate neanche non sono ripartite. Ma su questo non penso ci fossero problemi. Era troppo importante per noi, l'Aurora rimane sempre, non c'è problema. Qui non c'è nessun problema. È un'emozione anche affrontare questi campionati, ogni campionato porta con sé, no? Il prima, seconda, eccellenza, promozione, il campo è sempre campo, quindi quando uno va in campo volentieri dal massimo, può essere qualsiasi categoria, è il campo che dà l'emozione, i giocatori, il gioco del calcio. Che campionato sarà questa seconda categoria? Girone C. È un campionato... Tu ne hai visti di campionati? Onestamente era da tanto tempo che non vedevo la seconda categoria, quindi mi trovo un po' così in difficoltà. Ci sono diversi derby perché sono le squadre
sono di Udine, ci sono altre società diciamo, che gravitano più o meno nella stessa zona, quindi sarà un bel campionato, penso combattuto, anche perché con le promozioni, con le retrocessioni nessuno vorrà perdere nessuna partita. Ogni partita diventa una gara importante. Dopo aver ascoltato la triade dirigenziale, chiudiamo questo speciale sulla presentazione dell'Aurora Remanzacco con Cristian Pavan, il nuovo volto sulla panchina della squadra. Abbiamo chiesto le sue impressioni, ascoltiamo l'audio. Cristian Pavan su Radio Gioconda. Come sono i ragazzi? Ma diciamo che ho iniziato questa nuova avventura molto serenamente. Come diceva prima il Presidente, parte del gruppo è rimasta dall'anno scorso nel campionato di prima categoria, più sono rientrati alcuni ragazzi interessanti dai vari prestiti in giro. La rosa diciamo che è completa con 23 elementi e la presenza degli elementi è buona, si può lavorare bene in serenità e c'è anche una discreta qualità nei ragazzi, insomma. Quindi, cosa chiedi a questi ragazzi? Ma innanzitutto, come sempre, l'impegno, la voglia di sacrificarsi, serietà negli allenamenti, le solite cose che un allenatore chiede. Obiettivi? Ma come ho detto già, Ha chiesto qualcosa alla società? Beh, loro sì, avrebbero un desiderio che insomma, però lasciamolo un attimo lì nei sogni, esatto. Poi alla fine ho detto ai ragazzi, pensiamo una partita alla volta, prepariamola bene, già cominciare da domani sera quella di Coppa e poi cammin facendo vediamo, insomma. Grazie Cristiano, buon campionato. Grazie, ciao. Hai ascoltato Friuli in Gol, la regione, dal Ballon, Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Zanutta, una casa da vivere sempre di più.